sono carovine dei nipoti. Lo sapete perché? Perché li amano e li viziano più dei figli. E io che sono nonna oggi dico è vero, i nipoti si amano più dei figli, e che sta torta della nonna io la voglio dedicare alla mia nonna Maria. Pigliate carta e penna e venite appresso a me, perché essa mi amata assai. Fare la torta della nonna, come base ci servirà la frolla. Io ve la faccio fatta per 1000 volte, ma ora la faccio per la 1001esima volta. Io faccio la dose grande perché la metà la congelo per fare, che ne so, forse una pastiera, un'altra crostata, dei biscottini, potete fare qualsiasi cosa volete. 1 chilo di farina 00, 400 grammi di zucchero, 400 grammi di burro, 4 uova e la scorza di un limone grattugiato. Poi se volete questa dose potete dimezzarla. Ecco qua, iniziamo a impastare. Così all'inizio vi sembrerà un po' sabbioso, ma voi continuate a impastare. Ecco qua, vedete? Il risultato è questo. Adesso dividete l'impasto in due. Ecco qua, vedete, io l'ho diviso in due. Metà lo userò adesso, l'altra metà lo userò fra qualche settimana e lo metto in freezer. Voi potete tenerlo in frigo per 48 ore oppure lo mettete in freezer. Passiamo alla crema pasticcera. Mezzo litro di latte intero e lo mettete a bollire sul fuoco. 4 tuorli d'uovo, 200 grammi di zucchero. Servitevi sempre di questo bicchiere qua, perché questo bicchiere qua è mezzo litro. Un cucchiaio di farina, un po' di vanillina, un po' di buccia di limone. Mi piace profumata al limone la crema pasticcera. Ecco qua, tutto pronto. Iniziate a fare il miscafrancesco così, mischiate bene tutto. Quando il latte inizia a bollire ci buttate il miscafrancesco delle uova, farina, vanillina, zucchero. Ecco qua, continuate a mescolare fino a che non si addensa. La crema pasticcera è pronta e aggiungo un pezzettino di burro, così si mantiene bella lucida. C'è una mescolata, coprite la crema con la pellicola e mettetela in frigo, fatela raffreddare. Pronti per fare la crostata. Prendete la pasta dal frigorifero, un po' di farina sulla spianatoia, ce la sciorignate sopra e sotto e iniziate a stenderla. Se vi stendete la pasta, accendetevi il forno a 160 gradi statico. Prendete un ruoto un po' più alto, da 28 cm, e ci stendete la frolla dentro, così. È rimasto dai bordi lo reimpastate, perché ci servirà per chiudere la torta. Ma fuoco a piglia. Adesso versiamo all'interno del ruoto tutta la crema pasticcera. È morbidissima. Adesso la chiudiamo con l'altra parte di impasto che c'era rimasta, così. Ecco qua, io l'ho chiusa, vedete? Adesso con una forchetta ci andate a fare i bordi e chiudetela bene e la bucherellate anche un po' sopra. Adesso 30 minuti in forno statico a 160 gradi. Dopo 30 minuti di cottura la riprendete dal forno, prendete un albume, perché mi raccomando, quando poi separate i tuorli dagli albumi, la stipate a pelle un poco, perché ci serve. Ce lo sciorignate un albume tutto sopra la torta. Qua adesso la rimettiamo in forno sempre a 160 gradi per un'altra mezz'oretta.
Ora qua è pronta e la facciamo raffreddare completamente. Assaggiamo, vediamo. Questa è la torta della nonna. Aveva ragione la nonna mia, i nipoti sono chiuccare dei figli. Buona giornata e se vi piace questa torta scrivete a me nei commenti.